Prigioniera del mio corpo, ho bisogno di pace. Amo la vita, ma da troppo tempo la mia non è più davvero vita. Di notte in sogno io camminavo ancora. Ho sempre amato camminare. Ora sono troppo stanca per risvegliarmi ogni mattina e trovarmi bloccata dentro un corpo che non riconosco più e che è diventata una tortura continua. È il messaggio che Vittoria, nome di fantasia 72enne trevigiana, affetta da sclerosi multipla da 20 anni, ha voluto lasciare dopo la morte tramite suicidio medicalmente assistito. Era una donna che, attendeva quella risposta, ha atteso per 8 mesi, a seguito della richiesta che ha fatto all'azienda sanitaria e proprio nel momento in cui, c'è dato mandato anche per procedere per via giudiziaria e c'era la prima udienza a dicembre, l'azienda sanitaria ha risposto riconoscendo tutti i requisiti, quindi la sussistenza delle condizioni previste dalla Corte Costituzionale con la sentenza Cappato. Il caso di Vittoria è il quinto in Italia, il secondo in Veneto. È la seconda volta che l'US2, marca trevigiana, dopo il caso di Gloria nel 2023, ha fornito tutto il necessario per l'autosomministrazione del farmaco, ma non ha individuato dei medici che su base volontaria assistessero Vittoria nella procedura, aiutata quindi da Mario Riccio, medico anestesista, consigliere generale dell'associazione Luca Coscioni. 8 mesi per una persona in quelle condizioni che reputa intollerabile la propria sofferenza sono tantissimi, diventano una tortura. È importante evidenziare che una normativa regionale interverrebbe affinché non ci siano 8 mesi di attesa. Dall'US2 solo poche righe dopo la morte di Vittoria. Per massimo rispetto della famiglia a cui l'azienda è vicina ed esprime le più sentite condoglianze, non saranno divulgate informazioni in relazione al caso, che ha seguito l'iter procedurale previsto dalla Corte Costituzionale. Dall'associazione Luca Coscioni, dopo il caso, la richiesta di una legge nazionale che fornisca tempi certi a chi vive nella sofferenza. Presto una legge nazionale che vada a eliminare anche le discriminazioni che sono rimaste in questo momento. Immaginiamo i malati che hanno tutte le condizioni ma non possono autosomministrarsi quel farmaco, rimangono prigionieri, appunto come, scriveva Vittoria, con la sua famiglia che gli è stata vicino fino all'ultimo momento.